Eccola che arriva. Il suono di panna numero 2, seconda parte del programma. E come si evince dalle immagini d'inizio, ci troviamo al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli e dopo la musica che così commentava le prime immagini avete sentito un po' di marasma sonoro, dei picchiettamenti di chitarre, cose un po' strane, e perché ci stiamo, come posso dire, avventurando in questi laboratori musicali magistralmente ospitati e organizzati in questo polo scolastico. Quindi è il momento un po' di indagare e di capire cosa sta succedendo nelle aule di musica. Mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la. Con la quinta diminuita. Come viene notato, questo anche lo trovate scritto anche così, ok? Pallino tagliato, vuol dire accordo semidiminuito, ok? Quindi la settima è minore, ma la quinta è diminuita. Ok. Applicazione di questa cosa qua. Allora, sulla chitarra, per i non chitarristi, funziona in maniera un po' diversa. Ma avete capito quello che intendo, quindi approfittate di questa situazione per girare, visto che siamo tutti concentrati. Una volta lui stava studiando contrabbasso, entrano l'allora direttore e l'allora docente di contrabbasso e con un'aria mesta e con fare molto paterno. Con fare paterno e anche un po' addolorato dicono: beh Viezzi, senti come va, no? Ti chiedono come stai, e lui stava tranquillamente studiando. Poi Paolo veramente uno è sempre stato tranquillo e dicono: senti, dobbiamo dirti una cosa, non è mica detto che proprio tutti devono fare i musicisti, no? Le testuali parole sono state: è inutile che tu ti renda la vita difficile cercando di fare qualcosa che non sarai mai capace di fare. Sempre meglio di quelli che si danno in occasione delle Olimpiadi. Oltre alla tonica ci mettiamo una N minuscola, non tanto il segno meno quanto il segno più, che nel linguaggio delle edizioni paoline, il canzoniere delle edizioni paoline, benissimo. Perché? Perché in questo caso è diversa dalla tonica. Quindi quando l'autore, il compositore, vuole che su quell'accordo la nota più bassa sia diversa dalla tonica, dalla fondamentale, deve indicarlo espressamente. Ecco che, come dicevo prima, abbiamo bisogno di un'apertura maggiore della bocca, no? Perché va benissimo quando noi cantiamo una frase che più o meno ha le note vicino a quelle del parlato. E vado via per difendermi, ovunque andrò so che io ti penserò, sperando che per te sia identico. Cerca di terminare l'ispirazione senza contrarre. Stiamo preparando il concerto per domani sera, stiamo lavorando tecnicamente, musicalmente, stiamo curando la parte del rilassamento. E invece con le altre due fanciulle stiamo proprio iniziando il percorso tecnico della voce. La situazione è ottima, trovo persone molto recettive, molto attente, molto stimolanti e che penso di riuscire a stimolare nella maniera adeguata, cercando di dare quello che è possibile fare in un lasso di tempo così breve, tutto sommato. Allora, quello alla mia destra è un allievo un po' particolare, dice che a lui piace suonare, ma per ovvie ragioni non gli piace mettere tanta carne al fuoco, per cui suona in maniera molto essenziale, molto semplice. Quello che interessa a questo allievo è arrivare all'ossatura del pezzo, quindi capire la struttura, lo schema. Leslie che gira, ok? Dopo vediamo la tecnica del glissato. 4 note anziché a 3. Se vuole, tant'è che l'organo non lo fa sempre uguale, perché è musicista. Sarà un flat del tempo.
solfeggi in un altro, cioè invece di essere li ho trovati. Sì, va bene, anche da sotto. Prova a farli. Anche questo è molto efficace, fa giocarlo su 4. Prova, Davide. Esatto, una area dorica. Ok, e qua sto facendo una semplice scala, niente di nuovo. Posso cominciare ad inserire note di valori diversi. La stessa cosa, posso inserire delle pause. Considerate, non è assenza di suono, ma dovete considerarla come musica, ok? Bravissimo, vai. Ottimo, ok? La situazione è molto buona, abbiamo fatto un po' di rock prog prima, Black Knight, abbiamo fatto Highway Star, studiato da soli, anche il modo per svilupparli da soli. Adesso stiamo facendo funk, soul e jazz, anche per dividere le aree di interesse dei ragazzi, e quindi mi sembrano abbastanza tutti quanti interessati, anche se hanno gusti un po' diversi. Quindi la fauna umana è buona anche per gli esperimenti scientifici? Assolutamente sì, e prossimamente pronti per l'elettroshock a tutti. Esatto. Oh, dai. No. Però ancora. No. Bravo, 4 ancora. Non esagerare, esagerare. Ok. Molto bene, al momento ho appena finito le lezioni con la classe, diciamo, di principianti. Abbiamo visto un po' di impugnatura, coordinazione, un po' la meccanica del colpo, accenni a qualche tipo a solfeggi di cose molto semplici, quarti, ottavi e relative pause. Il groove è quella macchina indecifrabile che ogni musicista ha dentro di sé nel sentire il tempo. Bisogna cercare quello che ognuno di noi ha dentro e cercare di svilupparlo per portarlo a farlo capire dall'ascoltatore. Gli studenti hanno sempre organizzato ogni anno il loro momento musicale al Teatro Ristori per tutti, con esibizione di questi gruppi spontanei, che poi spontanei non sono tanto perché hanno trovato, anche attraverso l'amministrazione comunale, hanno trovato le modalità per esprimersi. Attualmente ci piace ricordare la forte componente asiatica, chiamiamola, ma specificatamente cinese. Abbiamo 41 studenti cinesi che sono presenti in questo momento, proprio stiamo parlando. Poi c'è una forte componente sudamericana. Sono stati probabilmente, se vogliamo anche tenere un occhio sull'aspetto musicale, sono stati quelli più attivi, perché noi ricordiamo le loro presentazioni, che di solito si facevano a 2 o 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico, in cui si esibivano in canti, danze, eccetera, eccetera. Gli argentini e i brasiliani soprattutto, su tutti. La preziosissima ragazza che è al mio fianco è una collaboratrice del dirigente scolastico, fa parte dello staff di direzione che quest'anno si è allargato, si chiama Daniela Baldassi, oltre ad essere una bravissima insegnante di latino
italiano, è anche colei che si è occupata quest'anno dell'organizzazione di questi eventi. No, bene, sono tutti in gamba i ragazzi. Abbiamo studiato un po' di blues adesso, Sweet Home Chicago, The Thrill Is Gone, B.B. King, abbiamo analizzato le strutture ritmiche, il ruolo ritmico della chitarra nel blues, queste cose qua. Domani cosa salta fuori? Adesso metteremo su un po' di brani modali tipo Cantaloupe Island, Watermelon Man, vediamo cosa salta fuori e domani decidiamo. Penso bene, i ragazzi sono in gamba. Perché sennò potrebbe essere una cambiale. Beh, penso Vai di sicuro, Jason Becker probabilmente, Frank Zappa forse, poi questo sono delle Fender quelle vecchie. No, molto groove, certo. A me è molto bene, interessante, stimolante, c'è sempre da imparare. Ha un bel tocco per quanto mi riguarda, cioè sì, ha un buon approccio con lo strumento. Stiamo imparando a utilizzare un programma per creare musica con il computer. Tutti gli allievi in questo caso sono principianti, ma con il computer abbiamo la fortuna che già in poche ore di didattica si può riuscire a creare un piccolo brano musicale. Sì, la struttura qua del convito è molto attrezzata, abbiamo un'aula con quasi una decina di computer, tutti dotati di monitor, casse eccetera, e abbiamo il videoproiettore, in questo caso la tastiera, abbiamo molte cose, insomma è perfettamente idonea al corso. Sì, il materiale umano cerebrale è piuttosto razionale di solito per quanto riguarda chi lavora con il computer, perché si lavora molto a bocce ferme e quindi si crea a tavolino qualche cosa che poi verrà eseguito in automatico dal nostro fido aiutante informatico. Sì, stanno seguendo con interesse e riescono a fare le cose, anche se io sono un po' torturatore, li faccio sentire dei brani un po' pesantini. Mio Dio, quanta serietà! In effetti per allestire un percorso del genere bisogna essere seri e preparati, ma verso la fine del programma senz'altro tutti ci divertiremo. Intanto va detto che però le istituzioni sono state determinanti per poter realizzare una cosa così impegnativa. Difatti fra poco sentiremo dei contributi sparsi nel corso del programma del Presidente della Fondazione che ha sostenuto questa iniziativa, laddove è presente anche la Regione Friuli Venezia Giulia e anche altri sponsor privati. Poi il vicario del Rettore che ha coordinato sapientemente il tutto e infine già assessore alle politiche giovanili del Comune di Cividale che ha permesso di realizzare una cosa così complessa. Era doveroso far capire come sono vicine le istituzioni a queste iniziative sempre più importanti. La Fondazione è presente in tutte le iniziative culturali in senso lato, in tutte le iniziative che hanno rapporto con la scuola e quindi in tutte le iniziative che interessano il mondo giovanile. Nel campo della musica noi da un po' di tempo, da un periodo di tempo, comprendiamo che è un settore che se non trova il sostegno di qualche mecenate, non sponsor, noi non siamo sponsor, siamo mecenati, e queste iniziative potrebbero esaurirsi senza sortire alcun risultato. Mentre con il sostegno che noi diamo a tutte le iniziative culturali abbiamo l'ambizione di contribuire a reintrodurre nella scuola la musica, che questo seme possa far germogliare anche qualche bravo musicista. Sugli accordi, sulle sigle, e adesso iniziamo a mettere in pratica queste cose con gli strumenti. Tra un po' parleremo dell'improvvisazione e inizieremo a bastire il programma per domani. I ragazzi sono molto bravi e preparati e non mi aspettavo, vedo che leggono bene, quindi non mi aspettavo di trovare un livello così buono. Probabilmente faremo delle belle cose.
Ta di da ta ta da 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 da. Se gira anche suonando. Vuoi provare? Vedi che se muovendo già il 2 e il 4 viene fuori da solo. Tutta quanta il fraseggio eccetera esce da solo in automatico, già spostato sul 2 e sul 4 come deve essere. Come avrete notato, nei laboratori si studia, si lavora e soprattutto si prepara il concerto che si farà stasera, dopo 2 o 3 giorni di intensi seminari al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Facciamo solo per fare il suono. 1, 2, 3, 4. Flauto, basso, chitarra e drums, no? Ok. Poi arrivano i vecchietti. Sì. Hai urlato arrivano i vecchietti. No, ce n'è uno lì a sinistra, ma non c'è eccomi qua. Arriva il gruppo della voce andrà tagliata in un modo, la batteria, la cassa della batteria andrà assolutamente trattata in un altro modo. Nella fattispecie è interessante perché una piccola informazione di servizio: le frequenze non hanno la stessa direzionalità, cioè a seconda del tipo di frequenza, cioè frequenze basse, quindi molto gravi, o frequenze alte, quindi più acute, cambia la direzionalità del suono. Come potete vedere in sala abbiamo un subwoofer messo per terra, c'è un trucchetto che è quello di andare a enfatizzare alcune particolari frequenze alte che sono comunque presenti nel suono della batteria, contrariamente alle alte frequenze che invece sono assolutamente direzionate e magari posizionate in una particolare posizione. Se avessimo invece della stereofonia la quadrifonia, avremmo ancora altri altoparlanti posizionati in un'altra posizione e otterremmo l'informazione della direzionalità dalle alte frequenze che stiamo ascoltando. No, ma mi strabizzo. Stasera poi proponiamo delle danze urbane, quindi facciamo sia hip hop, poi ci sarà un ragazzo che farà break dance in particolare. Musica funk, breakbeat, quelle cose lì. Da quanto ti contorci? 7 anni. Complimenti. Grazie.
Suono di Pan a Cividale è il punto apicale e finale di un percorso musicale che è cominciato un paio d'anni or sono. Però mancava un momento di alta formazione e questo momento di alta formazione è arrivato e devo dire che sono molto orgoglioso che il Comune di Cividale, la nostra amministrazione, possa dire che concluderà le iniziative dell'anno 2007 con un evento così importante. Cassa rullante? Ok. Grazie. Va bene. Ancora? Un attacca, Passami sull'altro per me. Questa rima? Tutti e due? Tutti e due. Arrivano? Ok. Prova un attimo a suonarla. Ce l'hai nel monitor? Fiato, mozzato, respiro, non osare interrompere la bellezza dell'istante corrente, danzante sulle note sprigionate dalle sue dita. Pochi rimarrebbero insensibili al fascino. Adesso c'è il progetto Angelica, quindi la scrittura di sempre pezzi nuovi, arrangiamenti a remoto, quindi minimali. Poi c'è il progetto Duo Acustico insieme al cantautore Luis Armato, in cui facciamo cover e pezzi nostri. E poi appunto il progetto Cantautrici, Music the Key of My Life, insieme a Ferdinando Bussuto, pianista. Alla profane labbra pochi rimarrebbero insensibili al fascino di siffatta creatura, misteriosa creatura. La 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 la. Il spirito di questa manifestazione, che è quello di abbattere attraverso la didattica musicale più avanzata le barriere fra i vari generi musicali. Infatti credo che stasera sentirete veramente di tutto. L'aia si lieve, brindisi come l'arco di un violino. O dopo, al sofle, al sibile, al schiasse ramac si slarghe dal G. Lamps e tons rimbombino in tagnol come i tamburs di un'orchestra. È temporale, sinfonie di un ignoto viaggio. Sai che è difficile non averti, dover sorridere alla gente che non sa della mia vita intima, si aspetta che li faccia ridere mentre tu vai via. Vado via per difendermi
dovunque andrò. Can't reveal the mystery of tomorrow, manifesting we grow older every day. Just as all is born in you, you know what I say is true, that I've been loving you always until the rainbows fall, the stars are in the sky, until the ocean covers every mountain's high, until the day that ain't before, until the day that is the day that I'm no more. To know the true love that's for nothing, love that's for nothing, always you are, love that's for nothing, love that's for nothing. Chitarrista, prova il microfono. Prova. Sì, ok. Tastierista, prova il microfono. Tastierista, prova.